lunedì 9 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi parleremo di sicurezza nei cantieri, poi avremo ospite il dirigente della Protezione Civile della regione Cocina e naturalmente con lui parleremo di frane e del recente terremoto a Ragalna e poi converseremo con l'autrice di un bel romanzo, Col buio me la vedo io. Ma intanto cominciamo con le notizie dell'attualità. A Pachino, nel Siracusano, c'è stato un incendio in un'azienda di noleggio mezzi. Sono stati distrutti 3 mezzi appunto di questa società che si chiama Victor Service. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso anche perché la società è di proprietà del marito di una consigliera comunale di Pachino, quindi un'intimidazione allora. Però i carabinieri, che naturalmente indagano su tutto, seguono anche altre piste. Si vedono i sacrifici fatti negli anni da mio marito e del suo socio Michael e quindi certo che fa male, anche l'odore acre che in questo momento si respira è brutto, proprio è brutta, una sensazione bruttissima. Sono le 22 quando qui partono le prime fiamme. Un incendio distrugge questi 3 mezzi, le uniche piattaforme aeree della Victory Servizi alle porte di Pachino nel Siracusano. I malviventi sarebbero arrivati dal retro. Sono venuti da dietro dove appunto non ci sono telecamere. Non potrebbe mai scattare l'allarme venendo appunto dalla campagna. Nonostante questo, però, le telecamere potrebbero avere ripreso chi ha fatto tutto ciò. Il liquido infiammabile, probabilmente benzina, lanciato da quel muro, poi le fiamme. I carabinieri adesso sono al lavoro. L'intimidazione sembra la pista più accreditata. Fino a stamattina non abbiamo avuto richieste di, come si suol dire, il famoso pizzo, racket e quant'altro. Ma non è da escludere che possa esserci un legame con l'attività politica della signora, moglie di uno dei 2 soci, che è consigliera comunale a Pachino. Ecco, adesso parleremo del possibile smottamento del terreno nell'area della base statunitense a Niscemi, che riaccende le polemiche sul MUOS. Il MUOS sarebbero tutti quei satelliti militari gestiti appunto dagli Stati Uniti. Gli attivisti no MUOS parlano di movimenti franosi che potrebbero incidere sull'assetto, sulla stabilità delle parabole che emettono a loro avviso radiazioni molto pericolose. Ne parleremo anche con il direttore della Protezione Civile Cocina più avanti, che sarà presente, che sarà qui in studio con molto piacere poco dopo le 9. Intanto vediamo il servizio sul MUOS. Mentre a Niscemi si prova lentamente a tornare alla normalità dopo la frana del 26 gennaio, un nuovo allarme arriva dalla Sughereta che ospita il MUOS, la base militare americana. Alcuni attivisti no MUOS hanno documentato quello che definiscono un movimento franoso sulla scarpata che sostiene l'impianto satellitare all'interno della base di Niscemi. Le immagini diffuse dal coordinamento regionale mostrano uno smottamento sul versante che affaccia sul cancello 3 della base, raggiungibile dal sentiero principale della riserva. Gli attivisti chiedono verifiche tecniche immediate sulla stabilità dell'area, un tema che negli anni è stato al centro di numerose preoccupazioni legate alla presenza delle infrastrutture militari nel cuore della Sughereta. Secondo i no MUOS, eventuali movimenti del terreno potrebbero incidere sull'assetto delle grandi parabole del sistema satellitare. Anche piccole variazioni di inclinazione o puntamento, spiegano, potrebbero orientare le antenne verso aree abitate o verso l'ecosistema della riserva, anziché verso i satelliti. Una questione che torna di stretta attualità anche per il ruolo strategico della base. Il MUOS di Niscemi è infatti uno dei 4 nodi terrestri globali del sistema di telecomunicazioni della Marina statunitense e collega in tempo reale navi, droni, sottomarini e aerei militari impegnati nelle operazioni nel Mediterraneo e Medio Oriente. Proprio in questi giorni, con l'escalation della guerra con l'Iran, il sistema di comunicazioni militari e di intelligence assume dunque un ruolo cruciale per il coordinamento delle operazioni statunitensi. Al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali criticità nell'area della base, ma la segnalazione degli attivisti riporta al centro del dibattito una struttura che da anni divide il territorio tra sicurezza militare, tutela dell'ambiente e diritto alla salute. Allora è molto interessante approfondire con Luca sulla scarpata che sostiene Scusate, con Luca Ciliberti cosa dicono i quotidiani. Allora, guarda,
Partiamo subito dal sito Sicilia Web, che in apertura ovviamente ha questa notizia che ha fatto il giro ovviamente dei siti internet e dell'informazione online. C'è una frana anche sotto il MUOS e questa denuncia arriva dagli attivisti che sono sempre attenti sulla questione MUOS. Ricordiamo, giusto per fare un breve cenno storico, che prima di costruire queste antenne satellitari c'è stata una mobilitazione di popolo che è durata mesi e mesi. Quindi questo è la Sicilia Web. Andiamo a vedere invece che cosa succede e che cosa ci raccontano i giornali, perché la questione del terreno di Niscemi, oggi elaborata dal Corriere della Sera nelle pagine nazionali, non lascia spazio a interpretazioni. Qui c'è uno studio della Protezione Civile, ne approfitto per ricordartelo, visto che poi tu avrai proprio ospite il capo della Protezione Civile regionale. Questo è uno dei tanti spunti che oggi ci danno i giornali. Guardate, la superficie verde è la situazione prima del 26 gennaio, quindi il giorno della frana, la superficie gialla è la situazione al 25 gennaio, quindi subito dopo la frana. Guardate questa parte qua, la superficie rossa è la situazione al 31 gennaio, significa tutto quello che è franato. Guardate qui che è una storia, veramente è impressionante. Guarda che questa immagine rende molto, di questa vicenda, che poi, come abbiamo raccontato tante volte, ha un racconto che deve tornare per forza 30 anni indietro. Quindi dopo la frana il rapporto di 6 esperti, il rischio rimane alto, sono necessari degli interventi per ridurlo. E sempre a Niscemi arriva anche ogni tanto qualche buona notizia, la prendiamo dalla Gazzetta del Sud, quella del Corriere della Sera. Cominciano ad arrivare i primi ristori alle imprese, 20.000 euro per ogni domanda, quindi questo è quello che ci racconta ovviamente il territorio, perché ovviamente tutti vorrebbero trovare e ripartire. Il contributo riguarda sia le imprese di Niscemi colpite dalla frana che quelle danneggiate dal ciclone Harry. Il programma, mercoledì 11 marzo alle 8.30, davanti alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, un'audizione al capo della Protezione Civile e commissario straordinario di Niscemi, Fabio Ciciliano, nell'ambito appunto dell'esame del decreto che riguarda i primi interventi. Quindi ci sarà mercoledì una relazione del commissario per l'emergenza, che ormai da settimane ha preso in mano la situazione e certamente relazionerà a chi di dovere quello che sta accadendo. Ovviamente in questo articolo sulla pagina della Gazzetta del Sud ritroviamo anche quello che abbiamo raccontato, i no MUOS che denunciano che c'è uno smottamento vicino alla base. A te, Michele. Grazie. Allora, c'è un altro guaio qua, è Ragalna, che naturalmente cerca di rialzarsi dopo la forte scossa di terremoto. Ne abbiamo parlato a lungo, che mercoledì mattina c'è stata, continuano i sopralluoghi. Nelle ultime ore è arrivata una notizia tanto attesa anche per il suo valore simbolico: il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto. Vediamo il servizio. Si è iniziato a ragionare come mettere in sicurezza il campanile. Mettere in sicurezza, non abbattere. Assolutamente no, la prima fase è proprio mettere in sicurezza, perché ci sono danni sull'aguglia. Il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto, lo annuncia con sollievo il sindaco Nino Caruso dopo una serie di riunioni ed incontri tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Soprintendenza e tecnici del comune di Ragalna. La notizia alza il morale in un paese che ancora pensa e ripensa alla scossa di terremoto di mercoledì mattina. Nessun morto, nessun ferito, ma tanti danni alle strutture, con sopralluoghi che si susseguono e che non si fermano neanche in questo giorno di festa. Così, tra mezzi che vanno e vengono facendo la spola tra il comune, Piazza Cisterne e Piazza Santa Barbara, luoghi maggiormente colpiti dal sisma, c'è spazio anche per un banchetto per la vendita delle mimose. Oggi si cerca di tornare alla normalità, il banchetto con le mimose, festa della donna, un po' una domenica particolare però per Ragalna. Sì, un po' particolare, si sta riprendendo anche per i danni, ci sono delle famiglie che hanno la casa che non è agibile. Abbiamo passato una settimana piuttosto difficoltosa, ho sentito molte scosse sismiche, però francamente forti come questa sinceramente non ne ricordo nemmeno io. Anche il Palazzo Municipale presenta segni visibili, in queste immagini le crepe nei muri degli uffici. Abbiamo i segni di un evento veramente pesante per la nostra comunità. 2 chiese su 2 chiuse per verifiche strutturali e Santa Messa in un locale attiguo. In piazza e al bar sembra una domenica come tutte le altre, ma con molti più ponteggi e transenne.
Beh, il servizio chiaramente è stato girato ieri, ma le fratture sono quelle che si sono viste nelle abitazioni e quelle rimangono. Luca, cosa dicono i quotidiani in proposito? Tra l'altro una curiosità, perché insomma su questa storia del campanile c'era stata un po', come dire, qualche notizia che si era accavallata. Ieri abbiamo appreso dal sindaco che in effetti il campanile non sarà abbattuto, era la notizia che diciamo circolava nelle ore precedenti, quindi il campanile resta, secondo insomma le ultime parole del sindaco. Poi ovviamente la situazione è in evoluzione. I giornali dicono che però a Ragalna c'è un altro problema, le abitazioni dichiarate inagibili, quindi sisma, qui siamo sulla Sicilia, nella cronaca di Catania, evacuate altre 4 famiglie da abitazioni dichiarate inagibili, perché in realtà in questi giorni continuano i sopralluoghi della protezione civile, ovviamente non sono immediati rispetto al numero di abitazioni colpite, quindi man mano che vanno avanti i controlli si prendono le decisioni sulle abitazioni già visionate. I sopralluoghi al comune rimangono, quindi questa storia del campanile diciamo potrebbe essere ancora in evoluzione, perché in realtà si cercherà di metterlo in sicurezza laddove è possibile, senza rischio alla popolazione e ovviamente ai soccorsi. A te Michele. Bene, adesso passiamo allo sport, alleggeriamo un po'. Ieri pomeriggio Palermo in campo a Carrara, dove ha vinto con la Carrarese per 1-0, e con questa vittoria i rosanero accorciano verso il Monza, che ormai è distante soltanto di 3 punti. Vediamo. Segna sempre lui e il Palermo centra una vittoria che ha il sapore della svolta. A Carrara i rosanero vincono 1-0 con la rete numero 20 di Poyampalo, bravo a capitalizzare una delle pochissime palle gol del match. 3 punti che permettono ai siciliani di avvicinarsi al Monza, secondo in classifica, adesso distante solo 3 punti. Ma quanta sofferenza per la banda di Inzaghi. Se il calcio fosse come la box, sicuramente ai punti sarebbe finita quantomeno in pareggio, anche perché la Carrarese ha collezionato palle gol su palle gol. Ma andiamo per ordine. Inzaghi fa riposare Segre, mette dentro Gomez, al posto dello squalificato Pierozzi c'è Gyasi. L'equilibrio regna nei primi minuti, il Palermo però la sblocca al 18°. Augello recupera un pallone alto, Palumbo di testa serve l'Edo Aron che di prima trova poi Ampalo con una palla molto precisa. Il finlandese davanti alla porta, è una sentenza, è 1-0. La Carrarese però reagisce, il Palermo gira a vuoto e soffre le avanzate dei toscani. Così Finotto colpisce clamorosamente il palo dopo un'azione rocambolesca. Augello salva e spazza via. La Carrarese attacca, il Palermo si difende come può. Prima del tramonto del primo tempo, altro clamoroso palo dei locali, lo colpisce, questa volta Torregrossa. Inzaghi corre ai ripari, fuori Gomez e Gyasi, dentro Segre e Beresischi. L'atteggiamento dei rosanero cambia leggermente, Segre prova a suonare la carica e lotta su ogni pallone. Zanon e Finotto sono imprecisi sotto porta, Joronen è comunque una sicurezza. Il Palermo la può chiudere con Ceccaroni che prima colpisce di testa sulla schiena di un avversario e poi con la punta del piede costringe Bleve a un miracolo che salva il risultato. Nel finale il Palermo respinge l'arrembaggio della Carrarese, alza le braccia al cielo e porta a casa 3 punti fondamentali. E sabato c'è lo scontro diretto a Monza. E allora la parola a Luca, vediamo che dicono i giornali. Eccolo qua, questa è la Sicilia, nella pagina dello sport, quasi tutti i quotidiani ovviamente il lunedì dedicano ampia foliazione allo sport. E allora, Poyampalo, che è questo nella fotografia, l'attaccante del Palermo, è una sentenza. Il Palermo accorcia e adesso è a -3 dal secondo posto. Ma il bello deve ancora venire, caro Michele, perché sabato prossimo ci sarà la sfida in casa del Monza, che è secondo, quindi insomma è contro i Brianzoli. Il Palermo avrà l'opportunità, diciamo, qualora vincesse, di agganciarli. Il finlandese firma il suo 20° gol, appunto sabato la sfida con il Monza, che diventa più di 1 spareggio, quindi -3 dal secondo posto. Questa è la classifica, in prima posizione c'è il Venezia che continua a vincere, ieri ha vinto 2-0 contro la Reggiana. Vittoria sofferta da grande squadra, dice il tecnico Pippo Inzaghi, che è stremato ma contento. L'allenatore rosanero, ci hanno dato tanto i cambi, il bomber finlandese già pensa a sabato, sarà una grande sfida, bomber finlandese ovviamente, e poi Ampalo, quindi insomma si assapora già un calcio, sfide di un calcio che conta. Restiamo sullo sport, continuando la nostra rassegna stampa, perché ieri è toccato al Palermo, oggi toccherà al Catania, che gioca in posticipo in Serie C, una categoria inferiore, dopo aver perso, quindi il Catania che ha perso contro il Benevento, un'altra sfida che era uno spareggio per la promozione diretta in Serie A. Adesso però torna l'effetto Massimini. Il Catania giocherà oggi
deve ripartire battendo la Casertana al via alle 20:30, quindi stasera il doppio confronto in Campania e alle spalle. Perché doppio confronto? Perché ha giocato prima con la Salernitana e poi con il Benevento, portando a casa solamente un punto da 2 incontri. I rossazzurri devono difendere il secondo posto in chiave playoff, ovviamente, che poi per tutta una serie di ragionamenti di classifica sarà utile nelle partite più avanti. Brutta notizia, piede fratturato, pure Rolfini è fuori uso, quindi qui notizie dallo spogliatoio rossazzurro. Il centravanti si è infortunato a Salerno, si attende il responso dei medici, quindi insomma vedremo come finirà. Stasera ovviamente con tutti i nostri approfondimenti li seguiremo e seguiremo la partita. Andiamo avanti invece con la rassegna stampa, con le prime pagine regionali. Partiamo ovviamente dal racconto che fanno i giornali proprio qui in Sicilia. Su tutti i quotidiani l'apertura è ovviamente quello che sta succedendo in Medio Oriente. Perché? Per la doppia valenza che ha questo conflitto, in chiave diplomatica, geopolitica, internazionale, e per le ripercussioni economiche che tutto questo conflitto ha nelle nostre tasche, anche quelle mie e tue, Michele, perché insomma il petrolio incide ancora abbondantemente sulla nostra vita. Israele attacca i depositi di petrolio. In Iran altro raid dell'IDF, Teheran avvolta dalla pioggia acida, c'ha una nuova guida l'Iran, che è Khamenei Junior. Poi ieri, adesso questo approfondiremo più avanti, ieri c'è stata un'intervista a Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio. Lì anche sono state dette parole anche rispetto a Donald Trump, la posizione dell'Italia, che chiariremo più avanti. Andiamo a vedere invece le notizie regionali. Ieri giornata delle donne, 8 marzo, cortei in tutta Italia, anche in Sicilia, manifestazioni, flash mob, le piazze dell'orgoglio. C'è molto da fare, dice il Presidente del Consiglio, ma le opposizioni la contestano. Disarmiamo il patriarcato è il titolo, anzi la scritta su questo striscione che è andato in uno dei tanti cortei, in testa di uno dei tanti cortei. Poi, notizie che arrivano proprio dalla Sicilia, questione italo-belga, quindi questione Mondello. Che cosa succede? Ovviamente abbiamo raccontato, tolte le concessioni alla società italo-belga dopo un centinaio di anni, nelle carte dello stop alla italo-belga di Mondello c'è un caso di burocrazia impazzita. Qual è questo caso di burocrazia? Un ristorante abusivo, ma la regione ospitò pure un evento NATO, quindi insomma adesso dalle carte escono anche queste notizie. Persino una delegazione della NATO fu ospite della regione in un ristorante che la stessa regione ha poi definito abusivo. È il caso di burocrazia impazzita nelle carte sulla revoca della concessione alla italo-belga. Così, mentre alcuni uffici contestavano le irregolarità, altri organizzavano le cene con Schifani. Quindi qui è qualche cortocircuito nella burocrazia regionale. Ci sentissero dai paesi del nord Europa, certamente avrebbero qualcosa da ridire. Andiamo a vedere in pagina invece queste notizie, perché qui c'è il ristorante, per capire almeno qual è questo ristorante. Il caso Mida, il locale che sarebbe stato senza autorizzazioni, dove Palazzo d'Orléans ha organizzato cene di gala e conviviali di staff. Qui ci sono un po' di foto di questo locale, se qualcuno c'è stato magari saprà di che cosa stiamo parlando. Nell'autunno del 2025 iter degli uffici della società nella bufera per i casi sulla mafia e in contemporanea vengono gestite e subito pagate manifestazioni istituzionali. Insomma, qui c'è la carta bollata della quale il giornale è venuto in possesso e a conoscenza. Andiamo a vedere invece dalle province che cosa arriva. Partiamo da Palermo. La rinascita di Borgo Nuovo, ecco il piano per il quartiere, fa parte del decreto Caivano, via libera della Giunta alla Galla. Adesso anche qui partirà l'iter burocratico per rivoluzionare, laddove si può, il quartiere. Baby gang a Palermo, dai social alla strada. La vera sfida dei giovani palermitani è sui social network, un terreno fertile per i ragazzi che però spesso dal virtuale passa ai fatti, come abbiamo visto, con delle vere e proprie gang. Su TikTok compaiono video e messaggi con i ragazzi che utilizzano la piattaforma per lanciare provocazioni. Quindi le sfide partono da TikTok, poi arrivano in strada e molto spesso diventano... Se le danno sul serio, esattamente. Poi, questa è una questione di cui ci siamo occupati tempo fa, lo skate park è chiuso, già vandalizzato. Quando aprirà, dicono, a Bonagia, che è una delle zone di Palermo. Eccolo qua, te lo faccio vedere meglio. Il titolo: l'impianto sportivo era stato inaugurato
anche la presenza del ministro dello sport Paola Bodi, ma da allora la struttura non è mai stata pienamente agibile. Nel frattempo cominciano i primi atti di vandalismo, gli spray, alcune scritte, insomma servirebbe un segnale, dicono da Palermo, per la riapertura, insomma, vera. Catania, sempre sulla Sicilia, Movida, il food tira sempre, ma non all'ombra del castello. E qui si riapre la polemica su Castellorsino. Alcune ZTL con varchi elettronici disattivati, sfogo dei residenti e dei commercianti, quindi lamentele su questa questione che riguarda diciamo, la movida, insomma, la vita notturna in città a Catania. Questo è divertente perché, insomma, abbiamo parlato di lo skate park di Palermo che attende mesi per essere riorganizzato, per essere riaperto. Pensate a Cibali, a Catania, che cosa succede? 20 anni per una rotonda. Insomma, tempi. Risale ai primi del 2000 un primo progetto per riqualificare la piazza Ignazio Roberto a Cibali, ma nei meandri burocratici dell'amministrazione comunale quel piano era passato nel dimenticatoio, almeno fino all'interessamento della Commissione Consigliare Viabilità. Sabato scorso il presidente Curia ha annunciato l'inizio della messa in sicurezza, il tutto grazie al reperimento di residui fondi POM Metro. I lavori per la segnaletica partiranno oggi, quindi insomma un'idea del 2000, insomma 25 anni dopo prende vita, insomma, ma mai perdere la speranza, si dice in questi casi. E poi questa sentenza che arriva appunto al Tribunale di Catania, premia il chirurgo del Policlinico. Il medico denunciò durante la pandemia, quindi durante il Covid, la carenza di guanti chirurgici, subendo un'azione disciplinare. Quindi allora il mondo medico era tutto un po' nervoso. Vediamo gli altri due giornali di oggi nelle prime pagine, almeno prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa. L'apertura è sulla politica internazionale, l'Iran riparte dal figlio di Khamenei, e poi i roghi a Brancaccio, del quale insomma, abbiamo parlato, tre roghi in pochi giorni, allarme a Brancaccio, il racket si risveglia, colpiti un parcheggio, un cantiere e una tabaccheria. Questo è un tema diciamo, che sta molto a cuore ovviamente a tutti. Un attentato anche a Pachino, l'abbiamo sentito nel servizio, sotto esame i video, bruciati i camion a una ditta, l'ombra del racket, anche qui l'ombra del racket delle estorsioni, quindi tra Palermo e Pachino, insomma non si dormono sonni tranquilli. Andiamo a vedere in chiusura la Gazzetta del Sud. Eccolo qua, sempre l'apertura sulla politica internazionale, resta il nome di Khamenei, però andiamo a vedere le notizie che ci riguardano più da vicino. La Sicilia, in Sicilia monta la protesta sui prezzi del carburante perché la Sicilia, secondo tutte le stime, secondo tutti i calcoli, tra le regioni italiane è quella più colpita, cioè quella che sta pagando di più il peso di questo aumento dei carburanti. Agricoltori, pescatori, agenti di commercio e Codacons sono tutti in agitazione. Al self-service la soglia è arrivata a 1.998 euro, significa 2 euro, significa che al servito in autostrada già siamo a 2,6, 2,60 euro al litro, che è una cifra diciamo, che sta fuori dal mondo. Pensa come si devono sentire ovviamente chi lavora con con i mezzi di movimento, quindi che ha bisogno del gasolio. Poi l'amministrativa a Messina, che ti faccio vedere solo in pagina, eccola qua, trova, diciamo, ancora non trova nel centro-sinistra un nome, adesso si chiude però con questa che dovrebbe essere Antonella Russo, il candidato del centro-sinistra a Messina, quindi partirà la campagna elettorale per gli ultimi mesi che rimangono, si voterà a maggio. A te, Michele. Grazie Luca. Il traffico a Catania, vediamo in diretta la situazione, da dove cominciamo? Questo è il Tondo Geni, direi come al solito siamo di lunedì mattina, c'è movimento, ma insomma poi salvo qualche rallentamento direi che è intenso ma scorrevole. Questo è Vincenzo Giuffrida, vedete soprattutto maggiore nel lato sinistro verso il centro di Catania. È una bella giornata comunque, ancora la circonvallazione, vedete tutto il traffico in arrivo e poco in uscita, con qualche fuliggine però. Poi adesso andiamo a vedere un po' l'Etna. Infatti vedete ci sono vapori in corso, non lavori ma vapori, che un po' scuriscono la coltre di neve che ancora rimane. Questa è la giornata di oggi, si vede bene anche da Taormina all'Etna oggi, però l'immagine è sempre molto bella, è molto piacevole, anche se non si presenta come una giornata piena di sole. Allora, tra poco i quotidiani nazionali con Luca, adesso breve pausa
Poi vi ricordo tra poco, poco dopo le 9, ci sarà qua il direttore siciliano della Protezione Civile Cocina e parleremo con tutti questi argomenti che ha affrontato Luca poco fa. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Grazie Michele, allora oggi racconto insomma abbastanza come dire, ricco perché cammina su più fronti, tutto quello che riguarda ovviamente il conflitto in Medio Oriente, tutte le ripercussioni che l'Occidente sta avendo da questo conflitto, dall'economia agli idrocarburi, insomma tutto questo. Poi c'è il referendum, perché il referendum sta spaccando praticamente il paese, cioè ormai senza limite insomma lo scontro, tra l'altro con uno dei poteri forti dello Stato, la magistratura, quindi interventi insomma su tutto, è intervenuta anche la Presidente Meloni, i ministri, insomma su tutta questa riforma del referendum. Poi la famiglia Del Bosco, che anche qui adesso Nordio invierà gli ispettori, perché questo caso non è assolutamente chiuso. Ma partiamo dal racconto in Medio Oriente. Medio Oriente nel caos, qui siamo, faccio vedere la testata che è importante, qui siamo sul Corriere della Sera, principale quotidiano italiano, che titola così: tocca al figlio di Khamenei. Quindi diciamo di fatto nulla di fatto. Poi Teheran è lui la guida suprema, quindi la risposta di Israele qual è? Immediata: lo uccideremo, perché insomma lo uccideremo, perché non può esistere secondo Israele e secondo Trump questo regime, quindi che diciamo è quello per cui è stata iniziata la guerra. I raid incendiano il Golfo, e qui il problema che riguarda tutti. Meloni, ordine internazionale saltato, possibili più tasse per chi specula sulla crisi. I rischi per l'Italia, li evidenzia anche il Partito Democratico, tutto quello che c'è da raccontare su questi 9 giorni di guerra, e poi ovviamente le voci dal paese sotto le bombe, che non è adesso solo uno, ma sono tanti. I bambini adesso hanno paura, se ne stanno scappando anche dagli Emirati Arabi, tanti italiani. Quindi poi la famiglia Del Bosco, bimbi nel bosco, il guardasigilli ora manda gli ispettori, e poi ieri festa delle donne, insomma l'intervento più bello in assoluto da leggere è certamente questo di questa signora qua, che è Laura Mattarella, la figlia del presidente Mattarella, che dice una cosa che dicono in tanti, ma detta dalla figlia del presidente Mattarella ha un valore simbolico e di contenuto molto importante. Donne, ancora c'è tanta strada da fare, e in realtà è davvero così, lo vediamo ogni giorno. Andiamo a vedere altri titoli, altri giornali. La Repubblica: l'Iran al figlio di Khamenei, eccolo qua, è il titolo praticamente identico a quello del Corriere della Sera. Vince l'ala dura del regime, Mojtaba, nuova guida suprema. Trump, Israele ha detto lo uccideremo, Trump dice durerà poco. Vedete qui qual è il clima in cui cammina questo conflitto. Tensioni tra Stati Uniti e Israele per il raid ai depositi di petrolio a Teheran. Giorgia Meloni dice la guerra né a favore né contro, cioè lei le fanno la domanda, dice ma Presidente lei è a favore o contro la guerra? Né a favore né contro. E qui c'è l'editoriale diciamo, che in qualche modo prende in mano le parole della Giorgia Meloni, ma sulla giustizia: i giudici ci impediscono di governare. Questa è la scritta di Francesco Bei. Però la Meloni nelle ultime ore ha ribadito il concetto di Crosetto, che è stato questa guerra è fuori dal diritto internazionale. Esattamente, e adesso lo vedremo. E qui poi la notizia, diciamo, che scuote tutti: il greggio tocca quota 100 verso tassa sugli extraprofitti. E qui adesso cercheremo anche nel tempo che abbiamo di spiegare quello che sta succedendo. Le tasse sugli extraprofitti è il titolo della Stampa, quotidiano di Torino, anche questo importante quotidiano nazionale. Lo dice la Meloni: la Premier non condividono e condannano Trump. Urso, che è il ministro siciliano che avrebbe dovuto dare risposte immediate su questa questione, dice patto con gli Emirati sull'export, come dire prendiamo tempo. Questo è di fatto è la risposta. Allora andiamo a vedere tutto dentro i quotidiani. Partiamo con una domanda che si fanno tutti, perché a che punto è la guerra? Già. Cioè, a che punto è la guerra? Questa è la mappa diciamo del conflitto, la zona del conflitto.
Allora, dopo la fulminea eliminazione della testa del regime, che è stata il primo giorno, lo ricordiamo, no? Gli attacchi, Khamenei ucciso il primo giorno, gli scopi della campagna bellica restano un'incognita, perché ucciso Khamenei, diciamo, questa guerra doveva cessare. E il conflitto si allarga alle milizie sciite. Qui c'è tutto quello che diciamo, racconta questo conflitto. Quindi il numero degli attacchi iraniani e diciamo delle forze statunitensi e israeliane, le basi dove sono situate, qui vedete tutta la fascia del Golfo Persico, qui c'è il famoso stretto di Hormuz, eccolo qui, lo evidenziamo con questo pallino che sta bloccando praticamente tutte le navi. A 9 giorni, dice il Corriere, dal primo blitz del 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno ricalibrato la loro tattica, aumentando i raid e cambiando gli obiettivi. Gli iraniani bersagliano i paesi del Golfo, meno missili, più droni e crescono le vittime. Questo è il conflitto. Quindi, a che punto è? Mi sembra che ce n'è ancora per molto. Esatto, questo dà esattamente la fotografia di quello che sta succedendo. Poi Meloni, Giorgia Meloni, che prende atto di un fatto, no? Diciamo, sono saltate tutte le regole del diritto internazionale. Questo ne prende atto anche la nostra Presidente del Consiglio. Poi un caso, le frasi di Trump sull'aiuto all'Italia, perché appunto adesso le vedremo anche, insomma, ha detto che praticamente l'Italia è collaborativa, quindi insomma è vicina alle intenzioni del Presidente americano. Quindi siamo determinati a combattere la speculazione, dice la Presidente, e non escludo l'aumento delle tasse alle aziende responsabili. E qua è il grande tema che riguarda appunto il gasolio, il carburante. L'affondo di Meloni, qua siamo sulla stampa, sulla tassa degli extraprofitti a chi specula sull'energia. La facciamo veramente semplice. Che cosa succede? Vogliono tassare chi guadagna, ovviamente aumentando i prezzi del carburante, quindi le grandi multinazionali. In qualche modo questo extragettito servirà per riequilibrare il prezzo della benzina. Queste sarebbero le accise mobili, quindi il Presidente del Consiglio sollecitata, eccolo qua, bersaglio mobile, accise bersaglio mobile, il Presidente del Consiglio sollecitata dal PD, insomma, sposa questa tesi. Il governo studia per domani meccanismi anticrisi, con rialzo del greggio a $105, la misura consente di risparmiare 4,5 centesimi sulla verde e 7,5 centesimi sul diesel, che in qualche modo riuscirebbe ad abbassare quella soglia psicologica di paura che è la cifra di €2. Il peso delle imposte sui carburanti, e qui insomma in qualche modo la Premier conosce bene questa questione, perché ricordiamo, sta girando molto sui social un video che fece lei nella quale raccontava in campagna elettorale, cioè, vedete, questo è il carburante, se io do €50 al benzinaio, lui se ne tiene in mano praticamente la metà, quindi perché ci sono le accise, le tasse, eccetera, eccetera. Adesso gli sta tornando contro questo video. Qui c'è tutto quello che riguarda appunto il racconto di questo caro bollette. Petrolio a quota $100, le borse mondiali temono altre fiammate sulle quotazioni di greggio e gas, preoccupa l'escalation fra Iran e Stati Uniti, la Francia convoca il G7 delle finanze, e qui, anche qui vedete l'andamento del prezzo del petrolio, vedete come è schizzato proprio in questa fase qua il prezzo del dollaro a barile. Eravamo quasi sempre sotto, tra gli $80 e i $70, addirittura nell'ultimo periodo anche più basso, gennaio-febbraio. Adesso insomma abbiamo visto che è schizzato, altissimi i prezzi. Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema? È l'ispiratore di brogli e repressione, cresciuto nelle stanze del potere. Quindi insomma certamente non è uno stinco di santo, il nuovo leader non è quasi mai apparso in pubblico, ma è sempre stato al centro dell'intreccio tra Mullah e Pasdaran. Quindi insomma certamente non è uno che può mediare in queste ore. Andiamo a vedere ancora le parole, eccolo qua, di Giorgia Meloni, che sono state poi insomma riprese, uno scarto nel rapporto con gli Stati Uniti, così la leader segna la terza via europea, la cautela e le mosse per non apparire alla guida di un paese che dice solo sì all'America. Quindi la Meloni in qualche modo si sta ricomponendo, diciamo, sta ritrattando un po' quelle parole. Qui tutti gli incontri con Trump in Florida, alla Casa Bianca, in Canada, in Egitto, insomma sembra veramente che insomma, ci sia un bel rapporto tra i due. E poi con nazionali,
questi sono numeri anche importanti, rimpatriati già 25.000 connazionali, altri 5.000 pronti a rientrare da Maldive, Thailandia, Cambogia e Sri Lanka. Oggi dovrebbero rientrare anche quei musicisti che sono rimasti appunto di Messina, che sono rimasti bloccati in Sri Lanka. Andiamo a vedere gli altri titoli degli altri quotidiani. Vediamo i quotidiani politici come affrontano la vicenda. Eccolo qua, questo è il Giornale che non perde occasione per ribaltare la questione sull'altro fronte del centrosinistra. Noi sorridiamo, insomma, parla di un'altra guerra. Parla di un'altra guerra, la guerra santa del referendum. Il no conviene agli islamici. Questa è tutta una tesi che, diciamo, proviamo a leggere dal sommario, vediamo se ci capiamo noi anche qualcosa. L'appello di Piccardo, così si salda l'asse con la sinistra. Il partito islamico ha scelto da che parte stare sul referendum costituzionale, appunto, che tocca alla giustizia. Quindi Piccardo è questo diciamo, responsabile di varie associazioni islamiche. Ha spiegato che bisogna votare per convenienza e così c'è l'idea di portare al voto quasi 2 milioni di musulmani regolarmente residenti in Italia. Quindi si è schierato e quindi diventa il no degli islamici. E poi ovviamente i fronti del conflitto. Scuotono anche le parole di Maria Berlusconi ieri diciamo, riportate sulla Repubblica. Sulla Repubblica, Diciamo, riprendendo un po', dice: non tirate in ballo mio padre sulla questione della giustizia, ragionate insomma sui temi della giustizia e sui temi dei giudici, non tirate più in ballo mio padre che non c'è più ovviamente e sono questioni vecchie. Questo insomma è il titolo, diciamo, questo era il titolo di ieri di Repubblica. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano invece, che ancora sui temi della giustizia, vedi, non è sui quotidiani nazionali di natura, diciamo, di sfondo politico, il tema della guerra non è presente, cioè si fa, o comunque marginale, si fa molto campagna per il referendum. Fratelli d'Italia fa propaganda per il sì con chi rinnova i documenti. A Barcellona cittadini ignari nelle chat pro riforma, quindi parla di italiani all'estero, questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere ancora velocemente, stiamo andando forse un po' troppo lunghi oggi, però va bene, visto che è lunedì. Libero, poi vedi, sono tutti allineati i quotidiani di centrodestra, i giudici che fanno carriera, quindi verso il referendum, che sbagliano fanno carriera, sentenze depositate oltre i termini e scarcerazioni in ritardo, ecco gli errori dei magistrati, i giudici del CSM, tutti positivi, eccoli qua. Quindi i giudizi su questi giudici del referendum. Poi c'è il caso della famiglia del Bosco che vedremo più avanti nell'ultima parte della nostra rassegna stampa, toghe smemorate e il tempo, magistrati che dimenticano in cella imputati che andrebbero scarcerati, ma il CSM li assolve, nessuna sanzione, il motivo, la violazione significativa. Quindi questo è il tempo, vediamo in chiusura la Verità, eccolo qua. I preti chiamano sull'altare, i PM a parlare di referendum, anche i preti. Li scoprono tutti loro. Poi sono a Genova, finito messa, Cardona Albini prende la parola e i padri comboniani invitano a non cambiare la giustizia. Quindi in qualche modo è chi fa proseliti, in questo caso ci sta la parola, per il Nord. Pronti gli ispettori in tribunale per salvare la famiglia del Bosco. Questo è l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Su questo titolo ti rilascio la parola perché poi questa storia della famiglia del Bosco, se riusciamo, la vediamo nell'ultima parte della rassegna stampa. A te Michele. Grazie. Allora, adesso tra poco parleremo di sicurezza nei cantieri, fra incidenti e controlli. Breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci qua, parliamo di sicurezza nei cantieri, purtroppo tra incidenti e controlli. Con noi Nino Potenza, che è il segretario generale della categoria che si chiama FENEAL della UIL Sicilia, gli edili cioè della UIL. L'ultimo episodio, ne abbiamo parlato più volte nel telegiornale, è questo incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello nel Palermitano. A che punto sono le condizioni di questo operaio che era rimasto seriamente ferito cadendo da un capannone, no? Sì. Come purtroppo succede? Sì, salve, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, purtroppo sono incidenti che si ripetono continuamente. La maggior parte degli incidenti del nostro settore avvengono per la caduta dall'alto. Spesso sono incidenti mortali. I dati forniti dall'INAIL nell'ultimo rapporto che ha concluso il 2025 ci consegnano, come dire, una situazione un po' drammatica, un aumento complessivo di quelli che sono gli incidenti e le denunce di infortunio.
Catania è purtroppo la maglia nera, detiene la maglia nera con quasi 7.900 denunce di infortuni, tra cui il settore più colpito è il settore delle costruzioni, dove c'è la più alta incidenza di infortuni mortali. Ecco, però notavano come dire, gli addetti ai lavori che c'è una sorta di contraddizione. Da una parte ci sono i controlli che aumentano e dall'altra però gli incidenti gravi, anche gravi come quello di San Cepirello, che non diminuiscono, per non dire che aumentano. Come mai questo? Ma diciamo che il dato dei controlli è quello che ci lascia un po' penare, perché noi da tempo, insieme anche alla Confederazione e alla UIL, chiediamo che ci sia il potenziamento degli ispettorati territoriali e ciò non avviene. Purtroppo i famosi 1200 nuovi ispettori assunti con decreto del Ministero non ha portato risorse in Sicilia, che come sappiamo tutti, essendo una regione a statuto speciale, si deve dotare di una normativa propria e di ispettori a livello regionale, ciò che non è ad oggi avvenuto. Quindi abbiamo una carenza dei controlli da questo punto di vista. Le do un dato: noi attraverso la contrattazione con la parte datoriale abbiamo istituito la figura degli RLST, che sono i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriali, e solo a Catania ne abbiamo 3 che controllano i cantieri edili, non hanno compito ispettivo, e l'ispettorato territoriale di Catania non ha 3 ispettori solo per i cantieri edili. Abbiamo più noi, però non hanno compito ispettivo, hanno semplicemente un compito di consulenza, che già è un deterrente. Arrivare nei cantieri, dare come dire, informazioni utili sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Ma alla base cosa c'è? Più il problema delle imprese, diciamo, chiamiamole così, generalizzo, improvvisate, non adeguatamente organizzate, oppure, parliamone, la manodopera specializzata che è un po' carente? Allora, è un mix di cose. Sicuramente alla base c'è una scarsa formazione e informazione, perché sono pochi gli enti che erogano vera formazione. Noi abbiamo i nostri enti di formazione, i nostri Formedil, che sono un'emanazione del contratto, che fanno vera formazione. Dall'altro lato ci sono molti enti che erogano solamente attestati sotto un compenso da parte delle aziende, e l'aumento improvviso degli appalti ha fatto sì che vi è sempre meno manodopera specializzata, e spesso i cantieri sono riempiti da lavoratori che nulla hanno a che vedere col settore edile, e noi sappiamo che i cantieri sono, il pericolo all'interno del cantiere è sempre dietro l'angolo. Appalti e subappalti soprattutto, vero? Il subappalto a cascata e la corsa sfrenata al profitto fa sì che i lavoratori sono costretti a essere sottoposti a una corsa continua. Un dato su tutti: molte denunce di infortuni avvengono cosiddette infortuni in itinere, dal tragitto che dal lavoro li porta verso casa. Quindi significa che magari durante la giornata sono sottoposti ad uno stress eccessivo, che poi magari la stanchezza possono accadere degli incidenti. Ecco, voi puntate come sindacato ovviamente sulla prevenzione, e questo è il vostro ruolo, ed è, mi sembra di capire, abbastanza difficile. Sì, noi, lei ha detto bene, puntiamo sulla prevenzione, l'informazione e la vera formazione, non solo degli operai, perché ultimamente passa un messaggio sbagliato, quello che è il lavoratore responsabile dell'incidente che gli avviene durante l'attività lavorativa, quando invece non è il lavoratore ad essere responsabile del rispetto delle norme di sicurezza, ma sono, come dire, i datori di lavoro, quelle figure preposte. Oggi c'è un dato: un operaio per poter entrare in un cantiere si deve sottoporre, e questo è un bene, a un corso di formazione che dura 16 ore, che può essere poco, può essere tanto, ma comunque lo fanno. Lo fa. Un imprenditore non deve fare nessun corso, basta aprire la partita IVA e si diventa subito impresa. Quindi secondo me la base principale è che ci vuole una vera formazione anche per le nuove aziende. Attenzione, ci sono tantissime aziende strutturate che fortunatamente rispettano quelle che sono le norme di sicurezza. Una certa disponibilità c'è, ma non in tutte, ovviamente. Sì, sicuramente. Questo è un dato importante. E poi ci sono
i problemi che riguardano il nostro territorio in particolare. Per esempio la Sicilia ha tanti, chiamiamolo patrimonio edilizio da recuperare, da mettere in sicurezza, ne parliamo spessissimo anche il telegiornale, quindi non ci sono soltanto i nuovi cantieri, ma ci sono, diciamo, i cantieri che si dovrebbero aprire o che si aprono rispetto a edifici che sono malandati, diciamo così. Sì, noi l'abbiamo trattato nel corso del nostro ultimo congresso, lo scorso 5 marzo. C'è un problema, il PNRR finirà, prima o poi, come dire, queste risorse sappiamo che questi cantieri sono a termine, noi abbiamo un problema del recupero del patrimonio edilizio sia pubblico che privato. Poi noi viviamo in un'area dove dal punto di vista sismico è molto, molto a rischio. Poi abbiamo come dire, visto gli ultimi eventi tragici dal passaggio del ciclone Henry. Abbiamo una condizione che è mutata negli anni, ormai noi abbiamo un clima tropicale, non più un clima, il famoso nostro clima mediterraneo. E noi quello che diciamo da tempo è che bisogna puntare al recupero, alla rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio pubblico e privato, però abbiamo un'esigenza che qualcuno si convinca che in particolar modo la città metropolitana di Catania deve essere collocata nella fascia 1 rischio sismico. Questo darebbe al nostro territorio ingenti risorse per poter intervenire e recuperare quello che è il patrimonio per pubblico. ora che quota è? Siamo alla fascia 2. Successiva. Non possiamo soffrire di queste risorse che veramente necessitano alla città di Catania, perché poi in sicurezza, noi abbiamo l'oltre 70% degli immobili a Catania che sono stati realizzati prima che la normativa intervenisse nel 74 per le aree a rischio sismico. Altro argomento che suscita grandi divisioni, ma invece sul quale bisognerebbe riflettere, e voi certamente lo fate, è quello che riguarda la manodopera immigrata. Lì a che punto siamo? Diciamo che i numeri stanno aumentando sensibilmente. Prima era il nord Italia e il nord-est dell'Italia che era pieno di manodopera di lavoratori immigrati. Oggi questa categoria di lavoratori non è più, è in modo strutturale pure nella nostra Sicilia. Noi abbiamo le casse edili, che è il nostro, come dire, termometro per misurare un po' tutti gli stati di avanzamento del settore. Oggi c'è una presenza folta di lavoratori tunisini, indiani, pakistani, turchi. E questi riescono a mettersi in regola oppure c'è il rischio che proprio per questo possano essere... Questi hanno sicuramente sono all'interno di cantieri dove saranno messi in regola sicuramente dal punto di vista contrattuale, però c'è un problema che riguarda la comunicazione, perché c'è un problema di lingua, e soprattutto è gente fragile, vulnerabile, gente che scappa dalle guerre, dalla miseria, e il rischio è che vengano sfruttati nel nostro paese, quindi lì dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni migliori di lavorare. E soprattutto poi nasce un secondo aspetto, un secondo problema che è legato alla questione che questi vengono in Italia per massimizzare quello che è il loro guadagno per poi ritornare nei loro paesi, e ciò mette, come dire, in discussione anche la nostra contrattazione sia nazionale che locale rispetto agli orari di lavoro, rispetto a tante altre questioni che logicamente potrebbero essere secondarie. Le imprese per loro è un aspetto secondario perché non hanno famiglia qui e quindi più lavorano più guadagnano. I lavoratori italiani devono coniugare il lavoro con la vita familiare e lì qualche impresa, diciamo, di seconda linea ne potrebbe approfittare per sfruttarli. Ti faccio l'ultima domanda, poi la lascio. Secondo lei si sta diffondendo più in generale la cultura, diciamo, della sicurezza sul posto di lavoro? Parlava prima dei cantieri edili dove è più facile immaginare l'incidente, ma non è l'unico ovviamente. Sì, ci sta lavorando, stiamo cercando noi come categoria, ma a larga scala la Confederazione in tutti i settori, perché ci accorgiamo che gli incidenti avvengono in tutti i settori, l'agricoltura, il tessile, anche nella sanità avvengono diverse denunce di infortuni vengono fatte, e diciamo che è un lavoro che dobbiamo fare tutti assieme in modo da diffondere innanzitutto la cultura della sicurezza, e poi quello che ci interessa è che ci siano, come dire, pene certe. Perché normativa ce n'è tanta, in Italia abbiamo tanta normativa che riguarda la sicurezza, però le pene sono, come dire, la deterrenza è a rischio. Questo ci aiuterebbe molto, perché
non possiamo dire che se un datore di lavoro fa salire un 67enne su un ponteggio a 10 metri di altezza senza imbragatura e senza nulla, lì non è un incidente, quello per noi è un omicidio. Grazie a Nino Potenza, Grazie a voi. segretario generale della FENEAL, cioè gli edili della UIL Sicilia, buon lavoro. Grazie a voi. E quando desidererà tornare noi siamo a disposizione. Tra poco parleremo con il direttore della Protezione Civile Sicilia Cocina degli ultimi fatti che tutti noi stiamo seguendo, terremoti e frane purtroppo, perché oltre agli incidenti sul lavoro ci sono anche questi problemi nella nostra terra. Grazie ancora, breve pausa e Cocina fra poco in studio. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile nella giornata di lunedì sul nostro territorio con alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di conseguenze al nord e qualche residuo fenomeno sparso invece sulle regioni centro-meridionali. Sulla Sicilia infatti sarà ancora possibile qualche fenomeno a macchia di leopardo che interesserà in particolar modo i settori interni. Lungo le coste invece non mancherà il sole e con clima mite e gradevole, punte massime infatti che toccheranno anche i 17-18 gradi. Nel corso della giornata di martedì splenderà ancora il sole sulla Sicilia con attenuazione delle precipitazioni, al più qualche innocua nuvola di passaggio. I venti soffieranno a tratti sostenuti ma solo lungo le coste meridionali, con mari infatti che risulteranno mossi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Siamo in studio, è già con noi il dirigente generale della Protezione Civile Sicilia, Salvo Cocina, grazie e bentornato. La prima domanda è inevitabile e riguarda Ragalna, che mercoledì scorso ha avuto un terremoto che per fortuna non ha fatto danni alle persone fisiche, ma che ha causato forte impressione perché la scossa è stata forte e consistente. Però poi abbiamo dato stamattina la notizia che anche il campanile che sembrava compromesso in realtà poi si può mantenere. Come stanno le cose lì? Ma un terremoto abbastanza forte, non fortissimo, ma forte, che ha avuto effetti locali a Ragalna che si sono sentiti, prodotto da una faglia quindi locale e sembra connesso un po' alla sismicità dell'Etna, quindi un terremoto diciamo, di quelli ordinari, non è stato un fatto eccezionale, anche se sono fenomeni che si ripetono dopo decine di anni, non sono così frequenti. I danni ci sono stati soprattutto alle due chiese. Ecco, andiamo al campanile, la guglia del campanile andrà smontata. Ho fatto personalmente io un sopralluogo, abbiamo promosso una riunione con la soprintendenza, i vigili del fuoco, il comune stesso, noi della Protezione Civile abbiamo deciso di smontare e a breve inizieranno i lavori per smontare la guglia in modo da poter riaprire la piazza. Tenete conto appunto che è pericolante. Perché quello è la condizione. Determina il pericolo sulla piazza e quindi toglieremo questo peso ai ragalnesi e poi si avvieranno i lavori di progettazione e consolidamento del campanile vero e proprio, della cella campanaria che ho visto vede diciamo su di sé ha molte cicatrici di passi di terremoti, cicatrici di interventi di consolidamento. È un campanile diciamo, che ha sofferto molto, così come la chiesa, sia la chiesa di Piazza Cisterna sia che Santa Barbara è anch'essa inagibile e quindi stiamo facendo in modo che da programmare interventi per restituire queste chiese ai ragalnesi. Direttore, qua c'è la protesta di No MUOS che dicono, torniamo subito in scemi, attenzione che è un po' il punto dolente, giustamente. Allora, gli attivisti No MUOS hanno detto c'è uno smottamento che riguarda anche, che potrebbe riguardare anche le parabole che naturalmente come sappiamo emettono radiazioni eccetera eccetera e potrebbero cambiare. Lei che ha come dire, il polso della situazione, qual è la risposta? Ho visto ieri le immagini di questo smottamento, l'ho vista ieri, sì, sono delle immagini da lontano, quindi non so riferire precisamente, però mi sembra uno smottamento assolutamente localizzato, una piccola frana a distanza dalle antenne, non dovrebbe compromettere, non è la frana di Niscemi che è tutt'altra cosa veramente. Perfetto. Invece Niscemi città. Allora,
è stata ridotta la zona rossa da 150 a 100 metri, però abbiamo registrato anche noi con i nostri colleghi sul posto che molti non rientrano per paura. Quindi sui 1500 sfollati ci sono quelli che dicono ma sì, io ci andrei, però poi chi mi assicura? La riduzione è stata operata a seguito di studi fatti dai consulenti del Dipartimento Nazionale, studi approfonditi che hanno accertato che il paese stabile non si sta muovendo e comunque è stata ridotta in una fascia centrale, non tutta. Chiaramente questa è una prima misura, ma sono necessari poi ulteriori studi, ulteriori indagini. Stiamo diciamo, programmando, ma sono già in corso tantissime indagini di varia specie, dall'interferometria satellitare al monitoraggio GPS per gli spostamenti, a perforazioni, stese sismiche, geoelettriche, oltre che estrazione di provini. Quindi il quadro è piuttosto complesso. Quello che si può dire è questo: è una frana, o meglio, forse è meglio chiamarlo più frane, sono più frane che hanno avuto una successione dal 16 gennaio al 25 al 26 gennaio, ricordiamo, un fronte di frana veramente esteso, imponente. Non ho visto mai cose del genere, ma né si sono viste in Italia cose del genere, forse nel mondo, quindi un volume di terra che è dislocato molto grosso e profondità di scorrimento notevoli. Abbiamo letto anche i documenti del 97, è una frana che non si può fermare, possono mitigare gli effetti sicuramente e si possono adottare questi principi di precauzione, quindi la fascia di rispetto di 50 metri, 100 metri sono gli unici che possono avere, diciamo, effetto. Per il resto appunto si tratta poi di fare, così come programmato nel decreto legge, interventi appunto di assegnazione di case a coloro che la perderanno, ma in questo senso c'è stata la massima velocità, ci sono i soldi, e poi una sistemazione di tutto questo versante con piantumazione di alberi, diciamo, ripianamento di queste grosse incisioni. Tenete conto che giù nel corpo di frana è quasi impossibile accedere, ci sono dei canyon, delle spaccature profonde del terreno che rendono anche pericoloso l'accesso. Ma è per questo che stamane abbiamo visto con un certo allarme su un quotidiano, che però sicuramente ha la fonte giusta, cioè studio della protezione civile, la scarpata di Nicemi scivolerà ancora. Ci vorrà? Scivolerà ancora. Ma è una cosa evidente, quando eravamo bambini giocavamo con i castelli di sabbia, sono queste scarpate, queste pareti verticali che sono 30, 40, a qualche punto anche 50 metri, stanno all'impiedi fin quando ci sono condizioni di umidità, di acqua e di temperatura idonee, poi andranno a disporsi come scarpate, andranno a crollare, quindi è normale che andrà a crollare, ma per questo c'è questa distanza di sicurezza che è stata imposta, proprio perché si capisce che tutte queste pareti verticali si andranno a disporre in modo inclinato. Ecco, noi abbiamo naturalmente con la protezione civile, come dire, le informazioni e gli aggiornamenti costanti, ma ci sono ormai gli strumenti diffusi, facili, di allarme nel caso dovesse, come dire, la situazione qua e là o qua o là precipitare? Su Nicemi oppure su tutta la questione dei rischi naturali, ma diciamo la protezione civile negli ultimi decenni ha fatto grossi passi in avanti su due campi, sulla prevenzione e sull'allerta precoce. Tenete conto che purtroppo un fenomeno è stato sottovalutato, ma il ciclone Harry, che ha prodotto danni devastanti, e il censimento dei danni tuttora in corso, i lavori di messa in sicurezza, di somma urgenza avviati dal Presidente della Regione, commissario Schifani, ammontano a decine e decine di milioni di euro, a dimostrazione che i danni ci sono stati. Basta vedere il lungomare dell'Ionico messinese è stato massacrato, ma quel ciclone intenso, durato 2 giorni di ondate forti, martellanti, basta vedere le case sul litorale come sono state colpite, come se fosse un terremoto. Quel ciclone non ha prodotto vittime, non ha prodotto ferite, grazie a un sistema di allertamento precoce. Personalmente già 2 giorni prima, venerdì, abbiamo dato l'allarme ai sindaci, abbiamo detto anche che si trattava di scenari non noti, perché mentre siamo preparati a piogge alluvionali, torrenziali, esondazioni di fiumi, non eravamo preparati a quel tipo di mareggiata
forte, e quindi sono state adottate misure cautelative. Ricordo che la notte è stato evacuato Portopalo su pressione nostra, il sindaco è ricorso a delle autovetture per evacuare i cittadini dalle case vicino al mare. C'è un problema, i cittadini hanno reagito benissimo. Ormai l'allerta rossa è un patrimonio comune, grazie anche alla vostra azione, all'azione dei media, a quello che fate. Ma abbiamo riferito ciò che voi ci facevate sapere. In questo senso io ritengo che questa attività sia all'avanguardia in Italia. La sensibilizzazione dei cittadini rispetto all'allerta rossa sia veramente avanzata e meritata, è quella che ha evitato i feriti. Questa è una cosa che bisogna dire, non c'è stata una persona che si sia fatta male, tranne qualche balordo che ha violato le prime ore. ore. Però abbiamo notato anche lì persone che comunque hanno minimizzato il rischio. Ecco, quello voglio dire, purtroppo c'è questo problema, questo dispiacere che abbiamo. L'allerta viene recepita correttamente da 1000 persone, in modo corretto, comportamenti cauti, senza sottovalutazione del rischio, senza incoscienza, ma basta quell'una persona, 1 o 2 persone che o sono distratti o sono, sottovalutano il rischio, sono molto sicuri di sé, persone che possono farsi male per imprudenza propria e quindi rovinano tutto il lavoro preventivo fatto. Dobbiamo fare tesoro di queste sue parole. L'ultima domanda, o quasi, credo che il nostro tempo a disposizione stia per finire, inevitabile. Allora, prevenzione, grazie al cielo, e tutti concordano, meno male, nessuno si è fatto male. Ma a Niscemi, la frana del 97, perché non si è potuti intervenire? Adesso anche i politici c'è un litigio fra loro. Premesso che la materia è complessa, non si tratta di litigio, si tratta di posizioni diverse, dialettica, una dialettica normale questa che ci sia, ma un fenomeno complesso. Ma riteniamo che già nel 97 la commissione insediata, che è fatta da luminari, da persone piuttosto serie ed esperte, abbia redatto quindi una relazione che già diceva i punti: la frana non si può fermare, il fenomeno è notevole, e teniamo conto che il fenomeno di oggi è 2-3 volte maggiore, tra virgolette, se così possiamo definirlo. All'epoca sono state riferite scarpate di 10-15 metri, oggi abbiamo scarpate di 40-50 metri, abbiamo una dislocazione, la stessa linea di frattura è molto superiore di lunghezza. E quindi quello che dice la Commissione all'epoca è quello di principio di precauzione, prevenire con quella fascia di rispetto di 50 metri, che è quella che ha salvato i cittadini. Poi che ci fosse quella sera prima delle persone dentro la fascia di 50 metri è un problema di non rispetto dell'ordinanza, perché questo si dice, ma ripeto, è tutto da accertare con serietà, perché si tratta di cose su cui non si può appunto essere leggeri. Bisogna accertarle con molta perizia e scrupolo. Grazie al direttore della Protezione Civile Cecilia Cotina, buon lavoro, la sentiremo prossimamente con tutti i problemi che abbiamo. Noi ci fermiamo, facciamo una breve rassegna stampa e poi ci occuperemo di letteratura, un nuovo romanzo, Col buio me la vedo io. Salutiamoci, buon lavoro direttore. Collegamento da Messina, Anna Mallamo, che è l'autrice del romanzo Col buio me la vedo io, editore Einaudi, e che è stata proposta da Marina Valencese, che è un'ex direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che è un'intellettuale molto nota, per il premio Strega. Buongiorno, benvenuta e complimenti in anticipo. Buongiorno. Cara Anna. Senta, buongiorno. Prego. Sì. Allora, grazie per avermi invitata. È un piacere. Ma è un romanzo che ha un inizio, come dire, scioccante. Parliamo di letteratura, quindi lo possiamo parlare liberamente. Allora, una ragazza, una sedicenne di Reggio Calabria, che sequestra un esponente dell''ndrangheta e lo tiene nel sottoscala, non so, è così. Cioè, io sorrido, ma sì, ripeto, perché si tratta di letteratura, ma se dovessimo parlare seriamente, certamente ci sarebbe ben poco da ridere. Però l'attacco è incredibile.
Sì, volevo che lo fosse. Voleva che lo fosse. Volevo sovvertire un po' di stereotipi nella narrazione e nella narrazione del Sud soprattutto. Ora, la vittima che diventa carnefice, la persona per bene che sequestra il figlio di un boss, è un sovvertimento, no? Del tipico, dello stereotipo narrativo. Ho sempre pensato, ma perché nessuno ha mai raccontato una cosa del genere, un sovvertimento del genere? E allora ho provato a farlo io. E ho provato a farlo con una protagonista ragazzina e che fa questa cosa grave, cattiva, a un coetaneo maschio, figlio di un boss. E poi l'ho portato alle estreme conseguenze, perché è chiaro che nell'arco di trasformazione del personaggio poi cambierà qualcosa. Ma volevo che fosse esattamente come ha detto lei, scioccante. Scioccante. Si scrive anche per questo, no? Per dare scosse. Non voglio nemmeno entrare ancora ulteriormente nella trama, perché sennò roviniamo tutto. No, Però le chiedo, non spoileriamo. però le chiedo che il Reggio Calabria descrive, qui siamo negli anni '80, insomma, nel suo romanzo, di questo possiamo parlarne? Sì, siamo esattamente nel 1981. Mm-hmm. Non è casuale nessuna scelta, in nessun romanzo le scelte sono casuali, le scelte sono sempre motivate, rigorosamente motivate. Per me gli anni '80 a Reggio hanno segnato un cambiamento, in una città che comunque usciva da una cosa grave, che era la rivolta, la famosa rivolta con i carri armati in città, una cosa mai accaduta in nessuna città d'Italia nel dopoguerra. È una città segnata dalle guerre, la prima guerra di 'ndrangheta, la seconda si sarebbe dovuta ancora compiere, con un numero esorbitante di morti per strada, quindi una città politraumatizzata, una città che è raccontata come una città di mafia soprattutto. E invece io volevo sovvertire anche questo, raccontare una storia che ha l'ombra dell''ndrangheta in sé, perché è l'ombra che attraversa i nostri territori. Noi non possiamo fingere che non ci sia, oppure possiamo fingere che non ci sia, ma questo non la elimina. Però questo cancella tutto il resto che siamo. Reggio Calabria è una città di una bellezza esorbitante, di una bellezza assoluta, eppure rischia di essere raccontata come un pezzettino più meridionale di Gomorra. E più in generale tante narrazioni del sud sono così, anzi le nostre città in Calabria specialmente non esistono nelle narrazioni. È come se la Calabria fosse fatta tutta di piccoli borghi mafiosi dove ci sono pastori crudeli. Le nostre città, le città normali, che hanno anche un loro mondo normale. Negli anni '80 a Reggio Calabria c'erano i paninari, come più o meno in qualunque altro posto d'Italia. Noi cantavamo la musica pop, la musica rock in inglese maccheronico, come ovunque. Io facevo una vita normale, ma costeggiando quest'ombra. Certo. Quindi io volevo raccontare questa cosa. Ma è molto bello tutto quanto questo, e anche l'utilizzo sia pure parziale sia pure ambiguo, anche qui scioccante, del dialetto, perché la frase "col buio me la vedo io che sono siciliano ma ho anche parenti e amici calabresi, so che è una tipica espressione "me la vedo io" del sud, diciamo, no? Sì, è un modo di anche un po' sbruffone, no? Di farsi carico delle cose, però reale. Anche perché questa frase nel libro la pronuncia la nonna della protagonista. La nonna è un po' l'esemplare di un matriarcato potente che io racconto. È un matriarcato che io ho vissuto, io sono cresciuta in una famiglia potentemente matriarcale. E queste donne fortissime col buio se la vedevano loro, con ogni specie di buio. E questo fa anche la nonna della protagonista, che poi in realtà si scoprirà avere una doppia faccia, ma non è importante questo. È importante questo potere
che scorre tra le generazioni, eppure un potere che non consegna alle donne il vero potere sulle cose. E questa è una cosa che da ragazzina davvero mi turbava, perché io vedevo nettamente la forza di questo mondo, che poi però non si traduceva in una forza negli spazi pubblici, nei rapporti di potere. Era una forza confinata nel privato. Restava nella famiglia. E questo è un motivo in più per leggere questo romanzo scioccante ma anche estremamente interessante. Come avete sentito, Col buio me la vedo io, edizione Einaudi, Anna Mallamo. La proposta per il premio Strega, le facciamo 1000 in bocca al lupo anche per quanto riguarda questo. E grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Evviva. Allora, è il momento della sigla oroscopo. Allora, buongiorno Marco Amato, ci sei? Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te. Allora, ti lascio la parola che siamo leggermente in ritardo, vai. Bene, allora, velocemente vi volevo raccontare di uno splendido ottuagenario, come direbbe Ippolito Nievo, che si risponde al nome di Ringo Starr, un indimenticabile star appunto della musica, iconico dai Beatles, 85 splendidi anni del segno zodiacale del Cancro. Esce proprio in questi giorni con un suo nuovo pezzo, The Long Long Way, la lunga strada. I toni sono molto country, etnici e americaneggianti, perché è un album nato tra Nashville e la California. Ebbene, auguri a Ringo Starr per la sua splendida carriera e per questo ennesimo esploit che lo rende assolutamente intramontabile, una leggenda. Dunque, oggi Luna in Scorpione in mattinata, quindi una luna un po' pericolosamente critica, ma che poi di pomeriggio diventa sagittariana, per cui più baldanzosa e ottimista. Cosa accade nello zodiaco? Ariete, per voi è decisamente importante non pensare e agire, quindi niente perplessità, agite e vedrete che vi troverete bene. Toro, la luna in mattinata vi provoca un po' qualche urgente problematica, ma che si risolve di pomeriggio, e poi voi siete tra segni zodiacali favoriti ad una ripresa positiva e a una rinascita. Gemelli, vi confonde un po' tutto oggi, proprio perché Mercurio e Giove si sono fermati in moto retrogrado, per cui non sapete che pesci prendere. Prendete dei fiori, per esempio. Cancro, per voi oggi è una giornata molto importante. Giove si ferma nel vostro cielo zodiacale, Mercurio crea un trigono, ma siete sempre alla ricerca della felicità, come sempre. Leone, ottimo per voi la configurazione astrale, soprattutto di pomeriggio, ripresa molto importante al lavoro. Vergine, un po' confusi anche voi sul da farsi, tante cose da fare. Oggi la stanchezza chiederà il suo tributo. Bilancia, una giornata oggi veramente molto dinamica, con delle prospettive nuove e una bella sorpresa di pomeriggio. Scorpione, padroni dello zodiaco oggi, con tante cose da fare, tanti nuovi progetti da inventare. Accetterete positivamente una proposta stimolante. Sagittario, ottimo il pomeriggio per voi e anche la serata, che si riserva un pochino più romantica. Venere in trigono. Capricorno, per voi oggi è una giornata di grande osservazione e di grande gioco di squadra. Sarete capaci di fare delle operazioni economiche molto importanti per il futuro. Acquario, la fantasia non vi manca ed è proprio il gioco di squadra di questo pomeriggio che vi aiuterà ad andare molto d'accordo con i colleghi e con gli accordi da prendere. Per voi per adesso è tutto un gioco. Pesci, ottimo per voi segni d'acqua, che state vivendo questa luna che vi porta emozioni, anche dei chiarimenti importanti su come procedere per il futuro. E detto questo, alla massima velocità, il vostro velocista dello zodiaco vi porge i suoi saluti e vi dice buon inizio settimana e buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, campione mondiale di velocità dello zodiaco. Grazie Marco Amato. Parola a Luca per ancora un'occhiata ai quotidiani.
Eccoci qua Michele, allora abbiamo parlato prima di questa storia della famiglia Del Bosco perché insomma appassiona, no? Anche, come no? E divide anche. E divide certamente, allora ti faccio vedere come appassiona e come divide. Allora, tutti i quotidiani, insomma vi faccio vedere uno su tutti, questa è La Stampa. Bimbi Del Bosco, si muove il governo, Nordio sta inviando gli ispettori, questo lo dice il ministro, i passaggi di questa storia raccontati anche, di questa vicenda raccontati anche diciamo per Step. Oggi insomma la notizia è che i bambini potrebbero essere a rischio adozione e ora detta così sembra una cosa diciamo che va contro l'interesse stesso dei bambini. In realtà secondo tutte le dichiarazioni, secondo tutte le relazioni, diciamo la questione è ancora più complessa. Qui ci sono i ragazzini, dice portateci a casa il pranzo, i giochi con papà, un maxi peluche, il regalo, Nathan in visita, l'amico, sono frustrati, la nostalgia degli animali. Perché appunto la separazione della mamma, dice ci sono addirittura, vedete, la notte è passata tranquilla ma di solito al buio il piccolo grida la sua rabbia, quindi c'è questa separazione. Il tema è però che questi ragazzini sono stati separati dai genitori per ragioni evidenti. Qualcuno ancora, il neuropsichiatra infantile a cui Ammaniti è intervistato sempre dalla Stampa, dice si può rimediare ricomponendo questa famiglia. In realtà però ci sono tante omissioni che hanno fatto questi genitori che hanno portato poi i giudici a separare le famiglie. Adesso sembra che i genitori insomma se ne vogliono andare persino dall'Italia. I genitori erano il solo riferimento per i 3 bambini che non sono dei pacchi e questo è il vero caso che divide tutti. Poi ti faccio vedere, abbiamo poco fa parlato delle donne, no? Ieri la festa delle donne e qui le parole del presidente Mattarella, la maternità resta, della figlia del presidente Mattarella, Laura Mattarella, la maternità resta un ostacolo, su questo ieri insomma ci sono stati tanti dibattiti, le donne sono più istruite e preparate ma nei ruoli chiave solo 3 su 100, un numero diciamo che dovrebbe fare riflettere tutti. La politica non fa eccezione, da qui nascono sempre le quote rosa, no? La questione delle quote rosa, la politica non fa eccezione, le sindache sono solo il 15% del totale, appena 2 le presidenti di regione, quindi insomma sulle donne c'è tanto da riflettere. Da te Michele. Grazie Luca, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le notizie di Antenna Sicilia con TG Sicilia alle 13:30, grazie per essere stati con noi, buona giornata.